Si sono trovati tutti di fronte all'ex ospedale Giustinian, sede dei servizi sociosanitari del distretto di Venezia insulare Dorsoduro, per impedire il trasferimento dei servizi territoriali presenti nella struttura presso l'ospedale di San Giovanni e Paolo. Si utilizzano i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dovrebbero servire, la missione 6 Sanità dice che servono per potenziare i servizi del territorio. Il paradosso veneziano è che questa azienda sta utilizzando i fondi per ridurre i servizi del territorio. Vogliono chiudere questa struttura lentamente, vogliono spostare un servizio alla volta verso l'ospedale civile, non tutti insieme che dà fastidio alla gente, ma un po' alla volta verranno spostati, vogliono concentrare tutti i servizi del territorio dentro l'ospedale civile per portare a un depauperamento e una progressiva chiusura di questa struttura giustiniana. Fra i presenti diversi consiglieri comunali e regionali di opposizione, forze civiche della città e associazioni, decisi ad ostacolare in ogni modo la scelta avallata dalla Giunta regionale del Veneto e dal Comune di Venezia. Stanno giocando sulla pelle della salute dei veneziani per pura esigenza di cassa, perché pensano che questo immobile, a darlo a un albergo, a darlo a un ufficio del tribunale, a darlo a un altro, si guadagni. I servizi distrettuali devono rimanere all'interno del GB Giustinian e questa sede storica assolutamente non va venduta. Lo spostamento dei servizi fa arrabbiare molti residenti. Non possono sottrarci continuamente dei servizi che sono indispensabili in quella città. Difficile da percorrere, da camminare, è una città di persone anche molto anziane. Al civile ci sono già altre funzioni che vanno salvaguardate e potenziate, a cominciare dall'assunzione di personale.